il libro di Maria Gomerato, Guerra e pace in Consiglio Comunale, governare Castelfranco Veneto tra il 1910 e il 1920, che credo lo sappiamo tutti, sono anni di fuoco perché in mezzo ci casca la prima guerra mondiale e Castelfranco sostanzialmente a un certo punto sarà al fronte. Dato che, se non sbaglio, questa è la tesi, è una versione insomma della tesi di laurea in scienze politiche della dottoressa, giustamente Gomerato, è giusto anche che a introdurla e a dire due parole sul libro ci sia anche il professore che l'ha tenuta tesi. E qua abbiamo Marco Almagisti dell'Università di Padova, a cui lascerò la parola prima della vera e propria presentazione con la dottoressa Gomerato per un'introduzione sul libro di cui parleremo questa sera. Quindi ringrazio il professore e gli lascio il microfono. Bene, grazie, buonasera. Sono davvero molto emozionato io stasera per avermi invitato a introdurre questo libro, perché conosco bene l'autrice, che considero una mia amica, e l'ho conosciuta come sindaco, perché alcuni miei studenti di Castelfranco mi invitavano spesso con la loro associazione e il sindaco era sempre presente, questo va detto a sua lode, e l'ho conosciuta come studentessa prima, attivissima nel corso, un esempio per tutti gli altri studenti, e come mia laureanda. E devo dire che insomma appartiene a quell'insieme di laureande e laureandi per cui uno si sente davvero molto fortunato e felice di fare un mestiere come il mio, perché poi dopo si vedono i risultati, si impara moltissimo dal contatto con certe persone che aiutano noi a crescere tanto. Quindi se restituiamo almeno un pochino di quello che riceviamo, forse facciamo qualcosa di buono. Intanto, pubblicità progresso, un pochino questo libro, leggetelo perché è molto bello. Nasce da una domanda di ricerca importante. Maria ed io condividiamo un'idea, cioè che per comprendere fino in fondo la politica, le dinamiche della politica, bisogna conoscere la storia. E in questo forse siamo un po' anticonformisti al giorno d'oggi, ma comunque a noi piace così. E questa storia è molto importante, tocca una comunità civica, come quella rappresentata dalla città di Castelfranco, in un periodo particolare, che è un decennio che appunto, come è stato detto giustamente, è attraversato e sconvolto dalla prima guerra mondiale, e qui si vede proprio la comunità locale reagire a questo evento tremendo, in qualche modo mobilitando tutte le sue energie, tutte le sue risorse nelle più varie forme. Entro questo contesto importante è il ruolo assunto dal comune, dall'ente locale, di cui è traccia anche il dibattito che avviene all'interno del Consiglio Comunale. E il grande merito di Maria è stato andare a cercare questi documenti, ricostruire proprio quella che è stata la dialettica politica. Vedrete leggendo e rileggendo questo libro si capisce la posta in palio dei vari conflitti, la dialettica tra forze politiche che aiutano appunto il comune a far fronte a una situazione davvero drammatica, a prendersi cura della comunità, facendolo attraverso politiche pubbliche che avevano per oggetto, per esempio, un settore così importante quale quello dell'istruzione, quindi tutto ciò che è la cura dell'infanzia, eccetera. E questo è un ottimo lavoro di politologia storica, un'ottima ricostruzione che ci fa capire attraverso la lente di un microcosmo di 100 anni fa quella che è la filigrana che tiene insieme la comunità e quindi sulla quale poggiano ancora oggi i nostri piedi e su cui possiamo andare avanti e camminare anche per il domani. Quindi io concludo il mio intervento, fin troppo lungo, ringraziando Maria per il lavoro di ricerca che ha fatto, ringraziando la casa editrice che ha anche ospitato persino una mia piccolissima prefazione, invitandovi a leggerlo e anche a guardare le figure, perché ci sono molte fotografie che risalgono a quell'epoca lì, che sono davvero un elemento che arricchisce tantissimo il testo e fa di questo libro un piccolo cameo, un contributo prezioso per capire meglio chi siamo. Di tutto questo e di mille altre cose io ti dico grazie Maria e ti lascio la parola volentieri. Grazie. Questo reggi microfono penso che adesso sia sufficientemente pleonastico. Allora, faremo qualche domanda. Ovviamente il mio compito è ingrato perché dopo essere venuto dopo un professore di scienze politiche io posso fare solo qualche domanda banale, ma insomma, ci proveremo lo stesso. Come diceva giustamente prima il professore, si capiscono tante cose leggendo questo libro e visto che parla comunque di delibere e del Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto, si capisce anche un po' come nasce la politica veneta per come l'abbiamo conosciuta fino all'altro ieri. Per certe
per certe idee, anche per come la conosciamo anche adesso, insomma, la politica veneta, perché nasce la politica nella Castellana da una frattura che si crea tra il contado e le persone che vivevano in campagna e gli artigiani e le persone che vivevano in città. Per farla molto tagliata, molto grossa, ma poi dopo la dottoressa Gomirato sarà sicuramente più fine di me, nel contado le persone vedono come istituzione politica la Chiesa, invece in città gli artigiani sono più vicini alle idee socialiste. Però insomma, ecco, detta così molto grossolanamente sembra una cosa trita di trita, però vorrei che proprio spiegassi alle persone come nasce questa frattura e come poi dopo la Chiesa si impone come vera e propria istituzione. Alla fine poi leggeremo un piccolissimo pezzo che vi farà anche capire perché poi dopo la Chiesa diventa così credibile come istituzione politica. Allora grazie a Davide, grazie al professore Magisti che mi ha davvero accompagnato prima nel mio percorso di studente e poi in questi 2 anni durante i quali ho rielaborato la tesi, tra l'altro su suo impulso. È stato lui a dirmi: ma perché non ne fa un racconto in qualche modo? Perché ci sono tante cose interessanti che possono essere anche così utili per approfondire, per entrare, per capire meglio un percorso che c'è stato e per capire meglio da dove veniamo e dove magari possiamo andare. E così, insomma, su impulso suo ci ho messo un po', insomma, dopo 2 anni sono arrivata qua. E sì, dopo vi dirò anche perché ci tenevo ad arrivarci proprio nel maggio del 2018. Allora, Castelfranco è un caso di studio, se vogliamo, di quella che è una situazione che vede configurarsi in un'area come il Veneto soprattutto, ma insomma tutta la pianura padana, perché arriviamo anche fino a Brescia, arriviamo fino insomma anche oltre Verona e quindi all'inizio Lombardia, si configura come una terra nella quale è ben evidente un confine, diciamo, che fra quella che è la città con il suo sentimento, con il suo essere profondo, e la campagna. Se noi pensiamo che l'80% della popolazione viveva in campagna, viveva del lavoro della campagna in quegli anni, capiamo anche quanto importante e forte potesse essere la voce che veniva dalla campagna ma che faceva fatica ad arrivare in città. La voce della gente che viveva di campagna, che lavorava sui campi, era la voce di persone effettivamente in grave difficoltà. Il lavoro della campagna, l'agricoltura era un'agricoltura di sussistenza, sia gli affittuari o i mezzadri che anche i piccoli proprietari soffrivano di una agricoltura povera che dava da mangiare alla famiglia ma con tanta difficoltà. Una delle prime cose che riporto, perché mi aveva impressionato, di una delibera di consiglio comunale, è l'istituzione della commissione per l'agrologica, cioè il Ministero obbliga i comuni ad avere una commissione che si occupa e si preoccupa di combattere o prevenire la pellagra, che era una malattia, la chiamavano quella delle 3D, perché era dermatite, perché portava a perdere la pelle praticamente, ma era anche diarrea ed era anche demenza, quindi una malattia gravissima che era endemica, come era endemica la tubercolosi per esempio, il tifo, oltre a poi le varie spagnole che poi arrivavano. Però c'era questa situazione di deprivazione, soprattutto dal punto di vista alimentare,
che rendeva la popolazione effettivamente debole, fragile e in una situazione che sicuramente non era di vita facile. Le istanze della campagna però difficilmente arrivavano alla città. Perché? Perché fine 800, primi 900 al governo delle città c'era un notabilato locale, una borghesia, c'erano i proprietari delle terre della campagna che hanno l'interesse a che le terre fruttino, quindi si alleano in qualche modo, sono anche attenti in qualche modo alla campagna, però ovviamente sono attenti quasi per interesse, non per sensibilità, diciamo. E quindi la frattura comincia già là e si fa più profonda fra campagna e città, quando in città si insediano prima le botteghe artigiane a Castelfranco, le botteghe del falegname, del tappezziere, del fabbro, e queste botteghe diventano quasi scuole di politica, perché insieme al mestiere uno come Plinio Turcato, che era anche consigliere comunale, insegnava le idee socialiste, parlava di Mazzini, parlava di Garibaldi, cioè formava a una percezione del sé di chi lavorava all'interno dell'officina come di persone che lavoravano per il progresso, mentre quelli della campagna al progresso non pensavano, perché dovevano resistere, vivere. E quindi dalla bottega artigiana alle prime fabbriche che si insediano con un sindaco illuminato, a mio avviso, ce ne sono stati alcuni, non tanti, però ci sono stati dei momenti nei quali ci sono state le svolte, i momenti di cambiamento vero. Albino Bossum, che diventa sindaco nel 1905 e resta sindaco fino al 1912, e io ho cominciato a leggere le delibere dal 1910, è un sindaco che vede la possibilità per Castelfranco di crescere, di svilupparsi, ci crede e decide di investire in questo futuro della città, facendo ponti d'oro perché si insedino delle industrie, ed è lui che fa il contratto, diciamo, con la Fervet, gli dà il terreno, lo favorisce in tutti i modi purché poi dia lavoro ai castellani, diciamo quello che un po' ha fatto negli fine anni 50 Domenico Sartor, cioè il modello era quello. E Albino Bossum parte con queste industrializzazioni e poi Viganò, che all'inizio era un cotonificio, poi diventa officina, ed è anche la causa delle sue dimissioni, perché in consiglio non hanno accettato, apprezzato, insomma non hanno votato all'unanimità una convenzione che lui aveva trattato con Viganò per dargli del terreno. Lui dà le dimissioni e non fa più il sindaco. Lui però aveva iniziato un'alleanza, cioè un episodio, diciamo, insolito di alleanza del notabilato locale, della borghesia e della proprietà terrena con i socialisti, cioè ha governato, attenzione, lui era anticlericale, era un personaggio mangiapreti, dicevano, e aveva fatto un'alleanza con i socialisti che non erano in giunta, però insomma comunque sostenevano l'amministrazione, e lui avvia questa sperimentazione che dà l'avvio alla prima industrializzazione di Castelfranco Veneto. I suoi operai, gli operai della Fervet, c'è una testimonianza che era stata raccolta da Alessandro Russello, che aveva fatto una tesi proprio sulla nascita del socialismo qui a Castelfranco, dove gli operai della Fervet dicono sì, noi eravamo speciali perché a noi il lavoro della fabbrica, come il lavoro delle officine, ci piaceva, facevamo solo quello, non avevamo l'idea di
di fare come certi compagni che venivano dalla campagna a lavorare in fabbrica, però dopo avevano l'urgenza di tornare a casa perché insomma l'orario finiva e loro tornavano a casa perché avevano anche la campagna da badare, no? Cioè, i metalmezzadri, no? C'erano già allora. E lui si chiama Bovolato, è un cognome che c'è, e penso che i suoi parenti ci sono ancora a Castelfranco. Diceva: noi della fabbrica, noi sì crediamo nel progresso, noi sì crediamo in questa possibilità, opportunità, e questa frattura, diciamo, città-campagna in qualche modo accompagnerà la storia di Castelfranco insieme alla storia di tutto il Veneto, di tutto il territorio, perché questo è in qualche modo il modello. Ma allora, se la campagna non era rappresentata a livello cittadino, chi è che sosteneva, supportava, a chi si rivolgevano i contadini? A chi in campagna c'era? Le pievi, le chiese, le parrocchie, era il parroco, era la chiesa che infatti comincia a fare una supplenza importante a partire, non so, le prime casse rurali, no? I contadini avevano bisogno per comprare il grano, per seminare, il prestito chi glielo faceva? Hanno costituito le casse rurali, perché le banche le definiscono una sciagura, una rovina, una fillossera. Potremmo dire qualcosa anche oggi. Sì, potremmo dire qualcosa anche oggi. La storia purtroppo si ripete qualche volta, e anzi spesso. E così ci sono questi due mondi, no? Nei quali un po' si configura la società su una linea di frattura, la frattura città-campagna, che poi diventa un po' Stato-Chiesa, che poi diventa un po' capitale-lavoro, ma si configura in un modo tutto particolare, e non diventerà mai lotta di classe, e dopo magari, se c'è modo, dico anche perché. Poi dopo bisogna essere onesti, i rappresentanti della Chiesa ottenevano un certo successo nelle campagne anche dando l'esempio, perché il passo che vi andrò a leggere sono le disposizioni del vescovo di Treviso, Monsignor Longhin, durante la prima guerra mondiale. Pensate che il sindaco di Treviso scappa da Treviso durante la prima guerra mondiale, scappa, non mi sento neanche di dargli tanti torti, insomma era la guerra delle porte, la paura è una cosa umana e si rifugia al di là del Po. Queste invece sono le disposizioni del vescovo di Treviso. Le disposizioni da me prese nel momento dell'urgenza sono queste. 1. I parroci stiano al loro posto, sopportando le pene e i disagi che sopporta il popolo. È un atto questo di magnifico eroismo che il popolo apprezza immensamente. 2. Dove fosse ordinato lo sgombero della popolazione in massa, i parroci seguono i loro figliani e condividono la dura sorte. 3. Il vescovo deve dare l'esempio di coraggio in mezzo a tanti che non lo dimostrano affatto. Si immagini che a Treviso sono partite tutte le autorità, meno il sindaco, che partirà fra poco, lasciando tutto in mano al vescovo che resta. Cioè, per dirvi che le istituzioni ecclesiastiche rimanevano, stavano sul territorio, quindi da un certo punto di vista si guadagnavano anche l'appoggio politico da parte dei campagnoli. Per passare al prossimo argomento, che insomma Castelfranco Veneto è governato tra il 1910 e il 1920, c'è per forza la prima guerra mondiale in mezzo. Io vi leggerò una delibera della giunta comunale del 19 agosto 1918, quindi siamo quasi alla fine della guerra. La giunta comunale, ritenuto che, per effetto delle circostanze che accompagnano le vicende della guerra in questi ultimi tempi, e particolarmente dopo il ripiegamento da Caporetto, si verificarono profonde trasformazioni nella vita cittadina di Castelfranco Veneto, quali: attenzione alle trasformazioni, la chiusura di stabilimenti e la cessazione di esercizi con la partenza degli industriali, operai e degli esercenti, la cessazione dei mercati settimanali, l'esodo delle famiglie benestanti con l'abbandono delle case, l'incetta del bestiame da parte delle autorità militari e il depauperamento del capitale zootecnico, la chiusura delle scuole e la mancata affluenza di alunni forestieri contribuenti tasse scolastiche, che a seguito di ciò non fu possibile all'amministrazione di compilare i ruoli delle tasse comunali,
perché le stesse non potranno più esigersi, perché è venuta a mancare la capacità contributiva dei contribuenti, che si sono visti profondamente modificata la loro economia, che perciò si riconosce necessario rinunziare alle seguenti entrate: la tassa sul bestiame, la tassa di famiglia, la tassa di esercizio e rivendite, la tassa sulle vetture pubbliche e private, la tassa sui domestici, la tassa del valore locativo, la tassa sui cani, le tasse scolastiche, la tassa posteggio merci, la tassa posteggio animali, la tassa spettacolo, praticamente tutte le tasse, che furono accordate indennità caroviveri al personale comunale, che fu assegnata una specie di indennità al personale particolarmente obbligato a fare servizio nei disagi della città, che a tutte queste maggiori spese non può farsi fronte con tributi nuovi o inespriti, unanime delibera di contrarre con l'amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti un prestito di lire 256.000 lire di restituire il prestito suddetto in 35 annualità, quindi l'altro ieri l'hanno ridato, di garantire le 35 annualità con una corrispondente annua sovraimposta alle imposte sui terreni e fabbricati. Ecco, questo è per dirvi che tipo di politica si poteva fare a Castelfranco Veneto nel 1918, dove non c'era più nessuno, le tasse non le potevi, esatto, le scuole erano chiuse, non c'era più mercati, eccetera eccetera. Ecco, quindi questo per dirvi la situazione, insomma, dopo Caporetto, insomma, non c'era ancora stato Vittorio Veneto, non c'era ancora stata la riscossa, insomma, però per dirvi quanto dura era la vita qua nel comune proprio in quegli anni. Però ecco, io ve l'ho descritta leggendo una delibera, però vorrei che la dottoressa Gamerato ci dicesse qualche dettaglio in più. Sì, allora qualche dettaglio per essere breve. Allora, la guerra scoppia nel 1914 con l'assassinio di Sarajevo, però l'Italia non entra in guerra e la vita veramente continua come sempre, diciamo, come sempre. C'è stata già un cambiamento di amministrazione e nel 1914 con il suffragio universale maschile c'era stata un'azione forte da parte dei parroci e la componente rurale entra in consiglio comunale, cioè una rappresentanza rurale entra in consiglio comunale insieme col notabilato locale, con i liberal democratici che avevano fatto alleanza quindi con il popolo della campagna, e i socialisti sono all'opposizione. Allora, in questa situazione si fanno tanti progetti nel 14 per fare scuole, tanto per l'acqua potabile. L'igiene, la mancanza di acqua era una delle cause, no? delle epidemie, delle situazioni di malattie endemiche che c'erano, e quindi si fanno tanti progetti. Ci sono delle delibere anche molto interessanti con dibattiti su, bisogna fare l'acquedotto, ma che acquedotto, ma sono meglio i pozzi nelle frazioni, intanto bisogna risolvere in qualche modo, fanno studi. C'è il problema della piazza, è una piazza di mercato, si riempie di bestiame 2 volte alla settimana, persone che non ci sono mica i bar, e quindi bisogno degli urinatoi, e dove farli e come non creare problemi. E poi si parla anche di costruire scuole che non erano, cioè che già nel 1910 erano in progetto. Scuole nelle frazioni in particolare, e tornano ovviamente con questa amministrazione, torna la necessità di pensare alle scuole, di pensarci ancora di più, direi, di prima. E l'unica avvisaglia è in qualche delibera in cui si dice: quest'anno meglio che non destiniamo alle fiere, al sostegno delle fiere, dell'agricoltura. La festa del radicchio c'era già, come prodotto locale, è meglio che non le diamo, perché è meglio che teniamo i soldi se ci sono dei bisogni, visto quello che sta succedendo in giro. Cioè c'è qualche avvisaglia, ma insomma così. Però c'è anche qualche espressione di speranza che non arrivi, insomma, che tutto si fermi. E diciamo che nel 1915 il segnale primo che arriva che si entrerà in guerra
è quando dal ministero decidono di portare via la pala dal comune, dal Duomo di Castelfranco. Decidono di portare via la pala per portarla al sicuro. Quello è un segnale che dice che sta per succedere qualcosa, e infatti si sente anche in consiglio comunale, ci sono alcune battute nelle comunicazioni del sindaco, nell'intervento di qualche consigliere, da cui si capisce che oramai capiscono che il pericolo c'è, che sta arrivando. La guerra, diciamo, nel primo anno non pesta più di tanto, i bombardamenti non ci sono nel primo anno, cominciano alla fine del 1916. Quindi per tutto il 1915 cosa c'è di cambiamento vero? Beh, c'è che alla sera c'è una specie di coprifuoco, la gente non dovrebbe uscire più, si chiudono alcuni esercizi, però non c'è una grande reazione, diciamo. Cominciano dei voli, sto facendo confusione su qua. Cominciano a volare, ad esserci dei sorvoli che la gente non capisce, e si capirà dopo, erano i sorvoli che facevano le ricognizioni per fotografare il territorio e vedere dove lanciare le bombe. Perché qual era il problema? Quello che per Castelfranco era ed è una grande opportunità, che è un nodo ferroviario con 6 linee che vanno su tutta la regione, era anche il luogo principe per smistare le truppe che arrivavano a Castelfranco e che da Castelfranco poi venivano dirottate verso il Carso oppure verso il Montello, verso le zone a nord di Castelfranco. Quindi la situazione comincia ad essere un po' preoccupante, tanto che si costituisce un comitato per dare informazioni ai militari, per raccogliere idee anche per i feriti. Si costituisce un ospedale militare, per esempio, che a un certo punto non sarà più sufficiente, vanno ovunque. Dove c'era l'ex Enel, chi è di Castelfranco e ha qualche anno più come me, dove c'era l'Enel, lì c'era l'ospedale militare 202 che poi ha preso e sono arrivati a mettere i letti dentro la chiesa di San Giacomo e occupare le scuole tecniche che c'erano, dove c'è il chiostro, dove adesso abbiamo il conservatorio, il chiostro dei Serviti. C'erano le scuole tecniche requisite, svuotate come tante altre scuole per ospitare appunto militari, i comandi, perché c'era il comando francese. Quindi era una città che viveva la guerra, ma più quasi da spettatore e coinvolta, perché facevano anche degli affari, no? Cioè la gente portava al mercato, tutto sto giro dei militari, i soldati, quelli che venivano in licenza oppure in convalescenza, quindi c'era anche da fare e da commerciare. Però alla fine del 1916 cominciano le bombe, cominciano i bombardamenti, perché l'obiettivo è la stazione di Castelfranco. Solo che non erano ancora, erano i primi tentativi con la prima guerra mondiale, quindi erano molto imprecisi, tant'è che le bombe sono scoppiate dappertutto. Una è scoppiata proprio dietro l'abside della chiesa della Pieve. C'è un racconto bellissimo di Don Giovanni Pastega, che era il parroco, che scrive le sue note, su un libro che lui appunto, dove praticamente fa il diario della guerra, e racconta le paure, racconta la città che trema, l'impressione che debba crollare tutto il castello, e poi i disastri che le bombe fanno. E pensate che delle bombe cadono anche sull'ospedale militare, facendo morti, decine di morti e di feriti. Il cimitero di Castelfranco avrà più di 800 soldati
non castellani, non tutti castellani, ma i castellani saranno più di 200 che muoiono in guerra e vengono commemorati in consiglio. Ci sono delle parole veramente commoventi anche da parte del sindaco o di qualche consigliere quando si ricordano i caduti, le persone che sono morte, oppure quando fanno gli auguri a chi parte, perché tanti consiglieri partono, assessori partono, vengono richiamati alle armi, e quindi l'augurio che tornino questi giovani alle loro famiglie, e sono sempre parole molto toccanti, e c'è sempre questo linguaggio pieno di rispetto, di riconoscenza anche verso queste persone, ed è un linguaggio che devo dire che di questi tempi forse si apprezza ancora di più. Lì non si guarda la parte politica, che sia della maggioranza che sia dell'opposizione, cioè lì c'è la pietà che prevale, la pietas proprio. E quindi la guerra entra con le sue bombe e fa vittime, e a un certo momento nel novembre del 1917, talmente dopo Caporetto, talmente grave è la situazione e talmente sembra che oramai debba essere invasa tutta la pianura del Veneto, che il comune di Castelfranco, la giunta, delibera di lasciare la città, cioè di spostare tutti gli atti del comune, quelli, l'anagrafe, gli atti importanti, quelli storici, quelli che raccontano la storia della città e che ne hanno la memoria più viva e anche più recente, decidono di mandarli oltre Po, e quindi scappano le famiglie, scappano le persone, e anche alcuni impiegati comunali vanno nel comune di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, che ospita dentro agli uffici di quel comune anche alcuni uffici del comune di Castelfranco con del personale, mentre a Castelfranco non scappano come a Treviso. Il sindaco con 3 assessori resta il segretario comunale, restano alcuni impiegati, e loro garantiscono che insomma la vita amministrativa in qualche modo continua, solo che è una vita di pericolo, è una vita di sacrificio, è una vita nella quale, per esempio, mancano i generi alimentari, c'è chi tende a fare incetta, no? Per fare poi il mercato nero. Allora il sindaco insieme alla giunta decide di cessa il consiglio comunale, cessa completamente. Difatti l'anno 1918 non ha i verbali di consiglio, ci sono solo i verbali di giunta, perché il consiglio riprende alla fine del 1918, dopo che è finita la guerra, dopo che c'è la pace. E basta, se no devo forse magari vuoi accennare a qual è il segnale che la guerra è finita. Ecco, forse sì. Allora, diciamo che ci tenevo a finire questo libro, l'ho detto anche al mio professore, ci tenevo a finire questo libro per il maggio del 2018. Perché? Perché ecco, il segnale che ha voluto dare il sindaco con la giunta alla popolazione, che oramai la guerra stava finendo. Perché? Perché dopo Caporetto l'esercito aveva reagito, avevano cominciato a respingere gli austro-ungarici oltre il tagliamento, oltre le montagne. Oramai la guerra si svolgeva sul Carso, sulle montagne del Friuli, non più qua in pianura, e quindi non c'era più pericolo. E il segnale che la vita poteva ricominciare anche a Castelfranco, perché il grande pericolo era passato, è la riapertura delle scuole. Cioè il sindaco con la giunta deliberano che dal mese di maggio le scuole possano riaprire, perché ci sono degli insegnanti disponibili, perché ci sono delle scuole disponibili. Nelle campagne i contadini sono rimasti, hanno i bambini tutti a casa, e i genitori
desiderano che i figli riprendano la scuola, e quindi come si può, con i numeri che ci sono, con le persone che ci sono, con gli insegnanti disponibili, la scuola il 2 maggio 1918 riapre, ed è il primo segnale che la vita ricomincia. Oggi siamo il 4 maggio 2018, dopo 100 anni io dico la scuola resta ancora importante e dovrebbe restare in cima ai pensieri degli amministratori. Pensate che mai nei 10 anni di consigli comunali che ho letto, mai meno del 15% erano le delibere dedicate alle scuole, o per gli insegnanti, o per i lavori, o per provvedimenti, o per i patronati, o per la scuola tecnica, o perché la scuola non si potevano cedere le scuole elementari alle province. È stato un dibattito enorme in consiglio comunale, appunto fra città e campagna, laddove una giunta decide di passarle alla provincia, la giunta successiva dice no, non possiamo noi non occuparci di questo importantissimo servizio, e ci sono ripetute dichiarazioni del valore, dell'importanza e della responsabilità che hanno degli amministratori, che non possono dire che non sono in grado di prendersi cura dei loro figli. Queste parole usano, quindi ci insegnano ancora. Vi invito a leggerlo il libro, perché ci sono anche tante cose sul Castelfranco nella prima guerra mondiale. Siamo andati tanto così a vedere polverizzata la città per una bomba. Comunque lo leggerete, lasciamo un po' di suspense. Invece adesso vi leggo io un altro passo, che è invece una testimonianza diretta di una persona che abitava a Castelfranco Veneto proprio negli anni della guerra. Dal cavalcavia della stazione ferroviaria si vedevano i fuochi di artiglieria sul Grappa e sul Montello, quando io deliberai di mandar via da Castelfranco Larina e Pierino, moglie e figlio, per intenderci. E questa deliberazione fu accelerata dall'ordine ricevuto di presentarmi a Venezia per la visita medica militare. Approfittai quindi della miracolosa occasione che mi si presentava, che la ditta Cecconi mandava al di là del Po, a Rimini, in salvo, le sue autocorriere, e il giorno 15 novembre, caricate le nostre cose migliori in una cesta grande e 2 bauli, montammo alle 11 in una corriera guidata da uno dei fratelli Cecconi, con l'intenzione intanto di andare a Rimini, in appresso dove il Signore ci avrebbe consigliato. Fino al Po, una traversata quasi a passo d'uomo piuttosto paurosa, poiché eravamo quasi noi soli nella corriera e le strade erano tutte piene di colonne interminabili di soldati fuggiaschi che si recavano a piedi al di là del Po, nei campi di concentramento militare. Le strade tutto un fango, i fossi pieni di tutte le specie di armi che gettavano per poter camminare più leggeri, certe facce barbute e sofferenti che ogni tanto si affacciavano essendo saliti sul predellino. Passato il Po, tirai un sospirone, perché speravo di aver ormai messi in salvo i miei 2 carissimi, e anche perché le strade erano meno affollate e i paesi che avremmo attraversato erano meno in orgasmo di quelli già passati. Ci fermammo a Ferrara in piazza al lato del castello per un breve pasto, poi perseguimmo la volta di Rimini. Dopo Lugo incominciò l'oscurità, e spesso dovetti scendere dal Colcecconi sulla strada per esaminare al chiarore dei fari della corriera una carta del Turing che per fortuna avevo portato con me. Di notte soli in un paese sconosciuto, non c'era il GPS. Bene, anche in questo caso il Signore ci ha protetto, come la Sacra Famiglia che andava profuga in Egitto. Alle 9:30 arrivammo a Ravenna. Intanto con Rina avevamo discusso la situazione e preso la decisione di andare anziché a Rimini a Modena, dove sapevamo siano rifugiati i signori Poletti. Ci facciamo trasportare alla stazione di Castel Bolognese, pregai e supplicai il capostazione perché ci spedisse i bagagli a Modena e, ottenuta la grazia, attendemmo tutta la notte nella sala d'aspetto. Al mattino col primo treno ci recammo a Bologna e di là a Modena. La mattina seguente mi recai da un cappellano militare che avevo conosciuto a Castelfranco e di cui non rammentavo il nome.
e questi mi assicurò che si sarebbe interessato lui alla sistemazione provvisoria dei miei cari e che potevo partire tranquillamente. Tanto lui va poi al distretto militare, va a Venezia, eccetera, eccetera. Visto che a Modena non c'erano i poletti però, e che il cappellano poteva essere dislocato da qualche altra parte, e i miei sarebbero rimasti senza parenti, amici a cui affidarli, pensai di portarli a Torino, comodo, dove c'erano gli zii che ci avrebbero trovato alloggio. Con la zia Angelina ci recammo da tante parti, pensioni, conventi, eccetera. Purtroppo però la città era stracarica di profughi. Anche i conventi erano zeppi. Allora decidemmo di portarci definitivamente a Lainate, dove erano rifugiati presso lo zio Tito il papà e la mamma con le zie Beppine e Gigia. Alloggiai presso l'albergo principale i miei cari e ripartii per Venezia 2 giorni dopo col cuore più tranquillo. Per dirvi che odissea faceva una persona per portare i propri cari, parte da Castelfranco di notte senza niente, arriva fino a Ravenna, poi va a Modena, da Modena va a Torino, da Torino va a Lainate e in mezzo fa anche 2 viaggi a Venezia, per intenderci. Questa è una pagina del diario del farmacista Leonardi, che all'epoca aveva appena aperto la farmacia alla Gatta, che non è lì dove c'è adesso la farmacia alla Gatta, era un altro posto, adesso casomai ce lo spiega la dottoressa Gomirato. E quello che volevo chiederle è come mai all'interno di un libro che parla del consiglio comunale ci sono delle parti del diario di un castellano dell'epoca. Allora diciamo che una delle persone che mi sono state, diciamo, più di aiuto anche nella stesura di questo libro è stato Armando Pisanello, che è qui presente e che non finirò mai di ringraziare. Allora, Armando Pisanello è una persona che ha la passione della storia e per la storia ed è una miniera di foto storiche, di documenti, di oggetti, di foto d'epoca. Allora io un po' l'avevo conosciuto quando ero sindaco, poi era amico di un amico nostro, di Roberto, e insomma con Roberto vado a casa sua. Allora gli chiedo se posso utilizzare delle foto sue per questa pubblicazione che stavo pensando, per questo libro insomma che stavo pensando di scrivere. Gli racconto un po' l'idea, cosa avevo in mente, da dove partivo e che cosa mi interessava. E Armando Pisanello è stato straordinario, poi mi ha detto: guarda, tutto quello che te serve, quello che le serve, io glielo metto a disposizione. E allora comincio a sfogliare gli album, mi mostra oggetti così, e dopo mi dice: e ho anche un manoscritto che è proprio interessante secondo me, e me lo dà da leggere. Allora questo manoscritto Armando Pisanello lo aveva perché? Perché i Pisanello sono veneziani, avevano una farmacia in Campo San Polo, c'è un matrimonio fra una Pisanello e un Leonardi e quindi c'è questo legame, diciamo, familiare, e fra le cose di famiglia, diciamo, ad Armando è stato anche consegnato questo diario di Giuseppe Leonardi, che è questo farmacista giovane che a gennaio del 1911 apre una farmacia a Castelfranco Veneto. Quindi anche i Leonardi, diciamo, continuano nella dinastia dei farmacisti, e decide di aprire a Castelfranco Veneto la farmacia alla Gatta. Perché? Perché trova in soffitta una bella gatta con 2 bei mustacchioni in fil di ferro, gli piace e la mette come insegna della farmacia. Lo aiuta un po' il papà, un po' i suoi risparmi, e insomma lui avvia questa farmacia, solo che non è all'angolo qua del Borgo Asolo come è adesso. Si trovava all'angolo fra Corso 29 Aprile e via Riccati, quindi sull'angolo dove adesso c'è Unicredit, dove c'era la Cassamarca. Lì c'era la farmacia alla Gatta, e si capisce benissimo da un episodio che lui racconta, che la Rina, sua moglie, andava tutte le mattine a messa, e una mattina, siccome lui non si sentiva bene e sua moglie lo sapeva, era uscita da messa e tornava verso casa dalla torre
attraversava la strada per andare a casa, viene travolta da un carro perché non è stata attenta, non l'ha visto, potevano portarmela a casa morta, quindi lui era veramente distrutto. sì, preoccupato. Sì, il racconto, ed era talmente vivo questo racconto, restituisce delle istantanee proprio di questo momento della guerra, ma anche di andare profughi, cioè questi erano persone benestanti, avevano possibilità, ma andare profughi voleva dire veramente abbandonare tutto e non sapere che cosa si sarebbe trovato. Quindi rende l'idea della difficoltà, insomma, di quei momenti, della drammaticità. E allora ho chiesto il permesso ad Armando di aggiungere, diciamo, per raccontare questi 10 anni di Castelfranco, perché finisce proprio con i frammenti, diciamo, che ho riportato, li concludo proprio alla fine del 1918, quando Giuseppe Leonardi scrive: e ci fu la pace di Villa Giusti e la Rina tornò a casa. Oh. Questo era che lui voleva, perché lui era la fine della guerra. È una vita tremenda, comunque lui ha dovuto liberare tutta la casa da tutti i mobili, se no gliela requisivano. Allora, ci sarebbero tantissime domande da fare, perché poi dopo si affrontano anche i pilastri su cui si reggeva il Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto. C'è il trasporto pubblico, l'igiene, la salute, il lavoro, le iniziative culturali, la scuola, eccetera, eccetera. Però farei proprio 2 battute velocissime su 2 di questi temi, poi dopo casomai li andrete a approfondire, vedrete ad esempio quando si parla di scuole il numero di alunni nelle classi è... Si legge nel libro. Sì, esatto, si legge nel libro, tantissimi, esatto. Però 2 cose, giusto così per farvi venire l'acquolina in bocca, le discutiamo adesso con la dottoressa Gomerato. E il primo riguarda il trasporto. A me non lo sapevo, ammetto, e l'ho scoperto leggendo il libro, quando nasce il viale della stazione. Il viale della stazione, che sembra una strada che sia lì da sempre, e invece 100 anni fa non c'era, o meglio c'era da pochissimi anni. Perché? Perché il collegamento della città con la stazione era attraverso il Borgo Pieve. Però, siccome a partire da un altro dei sindaci importanti, decisivi, diciamo, visionari di questa città, siccome a seconda metà dell'Ottocento il sindaco Giuseppe Rostirolla aveva fatto carte false pur di avere tutte ste linee ferroviarie, tutti sti collegamenti che andassero non solo da Castelfranco a Venezia, da Venezia a Treviso, ma che andassero anche verso Vicenza e poi verso Trento, no? E poi verso Belluno. Cioè lui aveva creato, diciamo, questo forte nodo ferroviario, e quindi la città aveva cominciato a vivere nei primi del Novecento questa frequentazione, no? E la necessità di un collegamento più rapido, non uno solo perlomeno. E nasce il viale della stazione, che collega Villa Bolasco con l'ingresso del viale. C'è una delibera che è molto bella, nella quale c'è una convenzione fra il Comune e le Ferrovie dello Stato, dove il Comune dice: sì, noi ti autorizziamo a fare una stazione lunga 28, larga 12, con un corpo centrale, con le 2 ali, con un orologio che non deve essere di diametro inferiore a 1,20 m, dopodiché però la manutenzione te la fai tu ti impegni, noi ti diamo però anche 10.000 lire, cioè c'è un contributo del comune, ma tu devi mettere le pensiline. Le convenzioni si fanno anche adesso, è uguale, sono accordi fra enti pubblici e anche qualche volta fra pubblico-privato, come nei project financing, per cui i comuni fanno degli accordi e scrivono delle carte. E la festa degli alberi del 1911 o 12 prevede che gli alberi, era deliberata al comune ogni anno la festa degli alberi, la piantumazione, anche adesso si fa, io mi ricordo, insomma, l'abbiamo fatta, la facevamo, e veniva stanziato quello che serviva,
la festa degli alberi del 1912, mi pare, si realizzerà con la piantumazione dei tilia, come se chiami, di questi tigli sul viale della stazione. Quindi questi tigli sono, non so se poi li hanno ripiantati, comunque sono un ricordo perlomeno di una decisione presa 100 anni fa. E quindi l'importanza dei trasporti, il crederci, insomma, e poi l'avvio del sistema gomma rotaia. Guardate che la convenzione che fa nel 20, comincia nel 12, che fa la ditta Cecconi con il comune di Castelfranco nel 20, con tutto un capitolato, eccetera, con tutta una serie di articoli, per collegare la stazione dei treni con tutta la pedemontana. Quindi prima cominciano con 6-7 comuni e dopo vanno su fino a Possagno, Paderno, tutta la pedemontana qua della nostra zona. Praticamente i comuni dell'ex Ulsotto erano collegati con questo sistema, quindi gomma rotaia, che parte 100 anni fa, cioè, e non è ancora perfezionato. Non è ancora perfezionato, però ci credevano e ci avevano pensato. Poi un'altra infrastruttura importante è il cavalcaferrovia. Il cavalcaferrovia che non c'era fino al 17, c'erano le sbarre, la gente doveva attraversare i binari per andare in Borgo Padova, e viene costruito per le truppe, perché i primi che lo useranno saranno proprio i soldati, l'esercito. Però viene costruito e rimane per 100 anni l'unica opera, perché ci sono voluti 100 anni perché ci fosse un altro collegamento verso Borgo Padova e verso sud, che è stato fatto grazie al progetto della metropolitana in superficie, cioè il triplo sottopasso di Via Forche, quello dove c'erano i 3 passaggi a livello, perché erano 3 linee, e è stato fatto nel 2007, 2008, questi sono gli anni, insomma, cioè ci sono voluti 100 anni per averne un secondo passaggio senza sbarre fino a Castelfranco Sud, diciamo, alla zona sud di Castelfranco. Quindi nei trasporti, e poi ci sarebbero anche altre cose. Ci credevano già e deliberavano, guerra o non guerra. Bene, ci sarebbero tantissime altre cose, però insomma, vi invito ad andarle a leggere all'interno del libro, che solo per accennarvelo, nel 1910 cade il 400° della morte del Giorgione, e andate a vedere cosa succede, giusto sempre per tenervi la collina in bocca. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua quest'ora con me, la dottoressa Gomerato. Ovviamente ringrazio il professor Magisti per l'introduzione, per essere stato anche qua con noi durante questa sera. Ringraziamo ovviamente Andrea Tralli del Panda Edizione, che mi filma, continua a filmare tutte le volte che presento un libro. No, io lo ringrazio perché quando io l'ho scritto, ovviamente non avevo idea di dove andare a parare, però avevo conosciuto Andrea Tralli per l'iniziativa del premio Prunola, e allora ho detto io sto facendo sta cosa. Ho parlato con Alessandro Coppo e poi sono andata a parlare con lui, ho detto può essere una cosa interessante. Sì, ha detto mi sembra proprio di sì, e così sono partita e ha accolto, diciamo, ecco, questa proposta che io facevo, e lo ringrazio molto per aver sostenuto, insomma, questa avventura. E ovviamente ringraziamo la dottoressa Romano. Il libro ovviamente si trova di sopra per chi non l'avesse, e niente, buonasera a tutti. Se qualcuno vuole, esatto, se qualcuno dopo vuole chiedere qualcosa, noi rimaniamo qua, esatto, siamo qua. Bene, grazie. Ecco, posso. Sì, grazie davvero a tutti voi che siete venuti, perché siete numerosi e mi avete incoraggiato e sostenuto. Grazie davvero a tutti quanti, anche alla mia famiglia che è qua, al completo.
dai più piccoli ai più grandi, perché c'è anche mia mamma che è una buona testimone di anni così lontani. Grazie. Grazie mille.